Bene, presento brevemente Paolo Giovannetti, poi gli lascio subito la parola. Allora, Paolo Giovannetti insegna letteratura italiana contemporanea allo IULM a Milano ed è un esperto di letteratura e di poesia contemporanea e di narratologia. Tra i suoi libri ricordo alcuni libri che sono molto utili, soprattutto in prospettiva per voi. Il racconto Letteratura, Cinema, Televisione, che è una sorta, diciamo così, di panoramica sulle questioni narratologiche, ma anche critiche sugli strumenti di lettura e di interpretazione del testo letterario. Poi un libro recente sulla poesia italiana degli anni 2000, anche questo interessante per fare una panoramica per quelli che sono interessati soprattutto a capire cosa sia la poesia contemporanea adesso, e poi le opere di narratologia, testi di narratologia. Cito soltanto il testo per una narratologia del lettore, Spettatori del romanzo, che è un libro molto interessante sulla questione del lettore e sulle implicazioni narratologiche del rapporto lettore-narratore. Ci sono naturalmente molti altri testi che per ragioni di tempo non cito. Vorrei ricordare solo il fatto che insieme a Gianni Maffei dirige il seminario permanente di narratologia, che ha già avuto 2 sessioni, mi pare, 3, e di cui sono usciti poi in volume i contributi. E il seminario di narratologia può essere seguito anche online, quindi se qualcuno fosse interessato naturalmente può seguire le prossime edizioni. Niente, la lezione di oggi è una lezione che, come avete visto, appunto è incentrata sul tema dell'ascolto, quindi facciamo così, gli lascio la parola, poi se ci sono interventi, questioni, domande, come al solito, insomma, potete intervenire sia da casa che qui in aula. Grazie per la presentazione, è un piacere essere qui. Io periodicamente in questi anni sono venuto tante volte a Udine ed è sempre un piacere, un onore anche essere qui a raccontare un po' le cose che mi capita di fare. Allora, come vedete, qui si parla di ascolto e di intermedialità. Fra l'altro dico subito che avrei potuto usare il termine trasmedialità, ma sorvolo sulla differenza fra intermedialità e trasmedialità, differenza che esiste ma su cui appunto possiamo passare sopra facendo finta che non ci sia un problema. Invece quello che voglio raccontare si può sintetizzare in questi 2 tipi di ascolto. Parliamo appunto di ascolto, però voglio fare una piccola contestualizzazione rispetto alla storia di questa ricerca che sto svolgendo, è in corso. Qui mi sono portato il volume che in qualche modo sintetizza la prima parte del mio lavoro, ma è una sintesi altamente precaria. Io sono partito ormai quasi 10 anni fa da una serie di rilievi sull'opera di Giovanni Verga, specificamente sui Malavoglia, poi ho lavorato su Mastro Don Gesualdo e mi sono convinto che Verga costruisce la parte più significativa della sua tecnica narrativa impersonale, concetti a voi notissimi, no? La famosa impersonalità verghiana. Ecco, Verga costruisce la parte più importante di questa sua tecnica a partire da una dinamica di ascolto, come se Verga, pensate al famoso Incipit dei Malavoglia, non raccontasse direttamente con una voce narrativa paragonabile a quello che noi chiamiamo il narratore, ma rispecchiasse, interpretasse in modo obliquo un'azione di ascolto di una voce. Quindi non è un racconto, quello che noi leggiamo in senso stretto, una narrazione in senso stretto, quella che leggiamo all'inizio di Malavoglia, ma è la narrazione di un ascolto, è la narrazione di una voce ascoltata. In effetti ci stavo riflettendo, più e più volte Verga dice di raccontare qualcosa che ha ascoltato e quindi di riferire impersonalmente il risultato di un ascolto. Ecco, io sono partito da lì, ovviamente adesso vi ho dato una spiegazione un po' grossolana, ma sono convinto, sto riprendendo Verga in questi giorni e più lo leggo e più mi convinco che tutto sommato c'è del vero in quello che io dico,
Sto dicendo che c'è qualcosa che è stato lungamente trascurato, che è stato visto solo in parte, cioè la capacità che ha Verga di rendere una situazione, restituire una situazione narrativa altamente impersonale, proprio perché non è una voce che parla, quella che noi percepiamo leggendo la sua opera cosiddetta verista, ma è la risultante di un ascolto di un'altra voce, un racconto di un racconto. Ecco, secondo me Verga ha lavorato moltissimo su una capacità di raccontare un altro racconto, e questa è una postura di ascolto. Cioè io vi presento il resoconto del mio ascolto di un'altra voce. Ecco, questa era la nozione da cui sono partito io. Mi rendo conto che, appunto, detta così è estremamente vaga, generica, bisognerebbe fare una serie di verifiche testuali, ma insomma tutto sommato ormai ho pubblicato un po' di cose in questo campo, le potete ritrovare. Ma lascio sullo sfondo questo, perché io sono partito da lì, da un'esigenza narratologica, se vogliamo anche un po' astratta, perché dietro c'è tutto un lavoro di esame di tante teorie narratologiche intorno alla impersonalità e alla assenza di narratore nel romanzo, ma oggi non parlerò di questo. Dietro c'è questo tipo di esigenza da cui io sono partito e in cui credo fermamente, come si dice in questi casi. Questa partenza è stata per me uno stimolo a cercare di capire questo dispositivo di ascolto che in qualche modo Verga metteva in piedi, da dove deriva e dove va, in che direzione va. Allora, qui vedete le due direzioni che ho cercato più recentemente di mettere a fuoco, e sono anche estremamente semplici. Ascolto il diverso che sta fuori di me e ascolto il diverso che sta dentro di me. È chiaro che Verga sta inizialmente dalla parte delle alterità sociali, cioè io racconto qualcosa che ho ascoltato in presenza di persone, diciamo, umili, semplici, di classi sociali più basse. Quindi c'è questa dinamica di ascolto di una società altra, di una società bassa. Curiosamente però Verga si intreccia, la sua opera anche, si incontra, potremmo dire, con il punto 2, l'ascolto del diverso, di ciò che sta all'interno di noi. Qui potete vedere, potete intuire già l'idea del monologo interiore, del flusso di coscienza, che, come vedremo tra poco, a un certo punto nell'Ottocento viene nominato come ascolto di una vocina che sta dentro di noi. Dopo vedremo un signore francese che teorizza il fatto che il monologo interiore non è altro che l'ascolto di una vocina. I nostri pensieri sono delle vocine flebilissime che noi in continuazione ascoltiamo, ma non ci rendiamo conto della sonorità di queste vocine. Allora, la mia strada va in queste due direzioni. Allora, io qui, tra l'altro non abbiamo verificato se l'audio funziona, vabbè, se non funziona l'audio non importa. Secondo te funzionerà? C'ho del sonoro? Mi pareva che... Sì? Vabbè, non importa, al limite quelli da casa non sentono. Allora, io parto con un esempio abbastanza così facile anche da ricordare. Allora, a un certo punto, nel 34esimo capitolo dei Promessi Sposi, Renzo entra nel lazzaretto o lazzeretto che dir si voglia, e il narratore dei Promessi Sposi ci dice che Renzo ascolta un cantare alto e continuo, cioè una canzone contadinesca d'amore gaio e scherzevole, di quelle che chiamavano villanelle. Una villanella, fra l'altro il termine villanella ha un minimo di valore tecnico in relazione a un certo tipo di genere di canto popolare. Ovviamente nessuno di voi ha mai letto il testo della villanella che Renzo ha ascoltato. Manzoni non ci dice in che cosa consisteva questa villanella, perlomeno quali erano le parole, cioè non ha archiviato, non ha, diremmo noi, registrato il canto. Non lo fa.
Qui c'è tutta una storia, non so quanto poi davvero studiata, della tradizione del romanzo storico. Cioè, Scott avrebbe subito trascritto il testo della Villanella. Le opere di Scott sono piene di, gli inglesi le chiamano ballate, ballads, che restituiscono questi canti. Quindi a un certo punto dentro la diegesi, all'interno della diegesi, all'interno della storia c'è qualcuno che canta e il testo viene trascritto. Naturalmente non la musica, cosa che può sembrare un po' paradossale a dirla così, poi vedremo che non è così paradossale. In teoria avremmo potuto anche mettere la notazione, tant'è vero che in qualche libro dell'Ottocento già si trovano i testi e le notazioni, però è chiaro che in un romanzo la notazione. Cosa succede? Succede che invece c'è un altro signore, molto meno noto di Manzoni, ma pochissimi anni dopo, stiamo parlando di Giovanni Battista Bazzoni, in un romanzo storico neanche così brutto, che si intitola La bella celeste degli spadari. Bazzoni può essere ricondotto al manzonismo, a Manzoni, ma Bazzoni cosa fa? Bazzoni registra, o meglio trascrive naturalmente, il testo di un canto. Lui parla di una pietosa canzone di cui cita solo gli ultimi versi che vedete: la man mise alla spada, la testa le tagliò, la testa della bella in mezzo al suol balzò, in mezzo a quella camera vi nascerà un bel fiore, fiore di Margherita che è morta per amore. Allora, io non so se adesso si sentirà, speriamo di sì, nel 2004 a Rovereto, è bassissimo il volume, lo alziamo. Non sentite nulla naturalmente. Mi sa che proprio non sentite niente. Capitan dei Mori, con la mia servitù, son capitan dei Mori, con la mia servitù. Sì. Uditemi a Godea, dove vostro figlio vado alla fine così sentite. Tagliò, la spada tirò fuori, la testa le tagliò. La testa fece un salto, in quel salotto andò, la testa fece un salto, in quel salotto andò. In quel salotto nero vi nascerà un bel fior, in quel salotto nero vi nascerà un bel fiore di Margherita, il fiore della mia mamma, che è morta per amore. Quindi, insomma, grosso modo abbiamo capito che questo è un vero canto popolare. Bazzoni ritrova da qualche parte nelle campagne qualcuno che canta questa canzone, che si canta in tutta Italia, e Chi bussa alla mia porta è proprio nel repertorio chiamata Chi bussa alla mia porta. Sapete, chi conosce un po' la storia del canto popolare, poi basta che qualcuno conosca Bella Ciao, che c'è proprio il topos del fiore, si chiama fior di tomba. C'è questa tradizione che è chiamata fior di tomba, muore la persona e sulla sua tomba crescerà un bel fiore, eccetera, eccetera. Quindi è proprio un canto popolare che ha una tradizione notevolissima, ramificata in tutte le parti d'Italia. Allora Bazzoni la registra, Manzoni no, non lo fa. Manzoni si comporta in un altro modo. Dopo, se c'è un attimo di tempo, possiamo ritornare su questa questione manzoniana, visto che ci sono un paio di altre cose che si potrebbero dire, ma volevo solo fare un esempio. Cioè c'è a un certo punto, fra 700 e 800, un atteggiamento, diremmo oggi, una postura, per cui intellettuali, eruditi, filologi, storici, eccetera, eccetera, si mettono a raccogliere le voci del popolo, cioè ascoltano le voci del popolo. Qui porto una serie di riferimenti su cui non insisto, ma c'è tutta la storia della raccolta delle fiabe popolari, naturalmente i fratelli Grimm, ma prima ancora c'è la raccolta delle ballate, le cosiddette ballate anglo-scozzesi, e poi c'è questo nome che forse è quello che ci dà un riferimento anche mondiale, se vogliamo, quello di Herder Stimmen der
Völker in Liedern, no? C'è questa idea di spiegare come le voci dei popoli si manifestano nei propri canti. Questa è una specie di parafrasi del titolo della raccolta del 1775 di Herder, ma insomma in tutta Europa c'è la corsa a raccogliere i canti popolari con, voi penso lo sappiate, anche il fake, uno dei fake più belli, più carini, più interessanti nella storia della letteratura, che sono i poemi di Ossian, che come sapete sono largamente un falso. Fra l'altro un falso in cui tutti credono, anche Leopardi ci crede, tutti sono convinti che quelli sono veramente l'epica del nord Europa, l'epica celtica diremmo noi oggi. Ma comunque quello che voglio dire è che c'è questo atteggiamento in tutta Europa di ascolto dell'altro che è il popolo, di quell'altra classe sociale che è genericamente il popolo. Qui dovremmo aprire 2000 parentesi intorno all'idea appunto del popolo romantico, su cui ovviamente non dirò assolutamente nulla, ma l'idea proprio di questo folk che si deve, no, ascoltare, bisogna ascoltarlo. Paradossalmente Manzoni no, le ragioni per cui non ascolta sono abbastanza complesse, ma appunto ci passiamo sopra. Questo era un po' proprio il mio interesse, cioè a un certo punto ho cercato di seguire questo percorso che dal punto di vista poi, diciamo, potremmo dire persino accademico, delle discipline che lo regolano, porterà all'etnologia, all'etnografia, all'etnomusicologia, tutte cose che probabilmente voi conoscete meglio di me, ma che per me hanno un significato in quanto evolvono in una direzione che adesso già vedete, perché questo bisogno di registrare non è senza connessioni e anche ricadute con la tecnologia, per cui per esempio è utile ricordare che nel 1877 nasce il fonografo, si può cominciare a registrare, come diremmo noi banalmente, in modo oggettivo. La cosa divertente è che sapete che all'inizio si usava il fonografo soltanto per registrare la voce del capo negli uffici, per cui si sostituiva la stenografia e le segretarie usavano, almeno questa era l'idea, il fonografo per registrare quello che il capo voleva che venisse scritto. Poi naturalmente si capisce che non offre particolari vantaggi rispetto alla stenografia, quindi si usa il fonografo per fare molte altre cose. Si comincia subito, per esempio, a registrare la musica. Qui ci sono delle questioni di cui mi sono occupato, perché c'è anche un canone delle registrazioni che va in molte direzioni. Una di quelle che tutto sommato ha ancora un'attualità notevole è la registrazione della musica classica, perché curiosamente è stato studiato da molti, gli standard di registrazione che arrivano fino agli MP3 e oltre sono tarati per lo più sulle caratteristiche della musica classica, cosa che fra l'altro più o meno sapete tutti, quindi anche i meccanismi di riproduzione del suono più raffinati, se voi vi dovete comprare uno stereo di un qualche valore, sono tarati non sulla musica dance o su Laura Pausini, per dire, visto che ieri parlavamo di Laura Pausini, ma su Beethoven, perché è lo standard ritenuto più alto, per cui c'è tutta una storia dei modi di registrare e dei valori nel campo della registrazione. Ma quello che a un certo punto capita in questa mia ricerca è appunto rendermi conto che c'è come dire, questo bisogno di registrare le voci diverse porta, vedete, ci sono due punti. Da un lato, quello che ho già in parte detto, cioè lo standard cosiddetto hi-fi, cioè io mi compro ancora oggi, vado a comprarmi un'apparecchiatura hi-fi che
è lo standard, diciamo così, dell'ascolto più classico. In fondo dobbiamo ascoltare Beethoven, che è la cosa più importante. Ci sono pochissimi tentativi di rompere questa egemonia di un certo tipo di ascolto. Uno dei tentativi storici che sono stati descritti è quello, per esempio, dell'arte dei rumori di Russolo, no? Che si inventa sonorità che sono le sonorità dei rumori. Ma lasciamo da parte questo aspetto che è più di interesse musicologico. A me interessava invece quello che succede nel mondo dell'ascolto popolare, del canto popolare, perché cosa succede? Succede un fatto molto interessante: quanto più la tecnologia avanza, tanto più gli stessi, chiamiamoli etnologi, hanno ambizioni sempre più complesse, sempre più articolate. Bela Bartók, anzi Bela Bartók, credo si debba dire, Bela Bartók nel 35-36 dice: no, ma noi dobbiamo registrare tutto. Registrare tutto vuol dire a un certo punto, per esempio, vivere insieme alle persone che vengono osservate. Non si può soltanto trascrivere la musica, quindi dobbiamo registrarla sì con gli strumenti, ma poi dobbiamo cercare di interpretare ciò che fuoriesce dalle norme di trascrizione tradizionali di questo tipo di testo. Quindi il fenomeno diventa sempre più complesso, il fenomeno popolare è sempre più complesso. Ovviamente quale sarà il punto d'arrivo? Non basta la registrazione, dobbiamo capire loro come si comportano, dobbiamo filmare, dobbiamo vedere come si muovono. Quindi la registrazione, la trascrizione, l'archiviazione del canto popolare comporta una quantità sempre più ampia di problemi, di approssimazioni a un ideale di completezza e di integrazione. Tanto per chiarire che le questioni tecnologiche non sono da poco, anche perché ci viene una grande invidia. Allora Milman Perry era un borsista dell'Università di Harvard, aveva una banalissima borsa di studio per Harvard. Lui con la sua borsa di studio, che cavolo deve essere una borsa di studio immensa, si fa costruire tutta una tecnologia avanzatissima. Vedete questi dischi di metallo? Lui parte dagli Stati Uniti e va in Kosovo con tecnici e tutto, forse si riesce a intravedere qualcosa, ecco, vedete anche questi microfoni, parte da Harvard con un gruppo di ricercatori e tecnici con centinaia di questi dischi di metallo, pensate il peso. Poi insomma arrivare in Kosovo non era proprio un viaggio semplicissimo venendo dagli Stati Uniti, e arriva lì con questi strumenti di registrazione avanzatissimi. Oggi se voi andate nel sito dell'Università di Harvard, qui c'è un link che adesso non esploriamo perché sennò mi complico la vita, ritrovate queste registrazioni. Lui va avanti, no? Poi aveva anche dei sistemi di registrazione per legare ogni disco al successivo, quindi c'è anche una continuità, proprio una tecnologia molto avanzata per essere il 33, soltanto per andare a registrare, soltanto si fa per dire, i canti epico-lirici di questi signori che stanno in una certa zona del Kosovo, sono ancora lì a cantare, cioè se oggi andate lì li trovate ancora, cantano improvvisando migliaia di versi di un'epica popolare, chiamiamola albanese, perché poi in ultima analisi siamo nel Kosovo, siamo in un'area albanese, ma insomma adesso non scendiamo nel dettaglio rispetto a questi canti. Ma vedete, pensa alla borsa di studio che aveva questo, cioè impensabile per noi. Poi sapete che lui, poverino, a 38 anni muore ritornando da uno di questi viaggi, pare uccidendosi per sbaglio togliendo una pistola dalla borsa, per cui muore molto giovane. C'è poi il suo allievo Albert Lord che nel 1960 pubblica un libro fondamentale, credo che almeno per sentito dire tutti lo debbano conoscere, The Singer of the Tales, perché loro attraverso questo tipo di ricerca riescono ad argomentare qualcosa che ha a che fare addirittura con l'epica omerica, e quindi riescono a teorizzare la natura orale dei poemi omerici.
nel senso che loro ascoltando i canti di questi vecchi signori kosovari albanesi, costruiscono una teoria delle tecniche di improvvisazione orale che si possono cogliere come trascritte dentro i poemi omerici. Cioè i poemi omerici mantengono tracce di un tipo di esecuzione, improvvisazione potremmo dire orale, che ha somiglianze con ciò che si ritrovava nei canti kosovari. No? Questa è una storia, credo che è una storia più bella della ricerca letteraria nel nostro mondo, perché ha a che fare con Omero. Da allora noi siamo piuttosto sicuri, no, della natura orale dell'Iliade e dell'Odissea. Tanto per dire che però tutto ciò si intreccia a una tecnologia e a un bisogno di ascolto sempre più preciso, sempre più dettagliato di ciò che accade. Qui faccio il paragone perché allora il buon americano, Milban Perry, lavorava con queste alte tecnologie, l'ungherese, molto più geniale da un certo punto di vista, Bela Bartók, ancora nel 1935 ha un semplice fonografo. Fatto bellissimo, no? Quando Bela Bartók viene a un congresso di musicologi a Roma, lui e Kodai a un certo punto scappano, nel senso che si prendono qualche ora di vacanza, salgono sui colli romani e si mettono a registrare i canti popolari del contado di Roma. Erano dei matti questi qua, andavano in giro e registravano in continuazione. Io spero che tutti sappiate chi è Bela Bartók, perché oltre ad essere stato un etnomusicologo è stato tante altre cose, una specie di piccolo genio, diciamo, della modernità. Ecco, allora, Bela Bartók cosa dice? Bartók dice, attenzione, voi dovete vivere con chi registrate, dovete stare dentro, no? Poi molti di voi studieranno antropologia, studieranno anche etnologia, tutte cose piuttosto note, io le riprendo perché implicano lo sviluppo di un paradigma, di un paradigma di un ascolto che diventa sempre più complesso e porta a una serie di conseguenze. Io ne ho segnalate tre, ma è estremamente generico il mio riferimento. Io sono molto affascinato da, naturalmente, Ernesto De Martino, penso che qualcuno di voi lo conosca. Ernesto De Martino poi dà una, come dire, interpretazione politica, no? Io entravo nelle case dei contadini perché ero un loro compagno, dice, usa proprio la terminologia compagno, quindi c'è a un certo punto quello che ho chiamato un'iscrizione sociale, facciamo parte in ultima analisi dello stesso mondo. Qui dovremmo spiegare anche il pensiero di De Martino, non c'è tempo, ma esiste una specie di esistenzialismo nel pensiero di De Martino che lo porta a dire, beh, il mio disagio di intellettuale è paragonabile al disagio di quello del contadino, e quindi forse alla fine siamo compagni, e quindi si supera, non è più un'alterità, siamo dentro lo stesso mondo. Questa è una forma di utopia, ma d'altra parte è evidente che il cinema documentario, vedete il punto 2, fa qualcosa in fondo del genere. Anche qui il regista con la sua troupe si immerge in questa alterità e sta dentro questo mondo, non è che si sente estraneo, condivide in qualche modo questo mondo, anche se poi non è la stessa cosa di una condivisione di tipo politico. E poi naturalmente, l'ho lasciato in fondo, è persino troppo banale, c'è tutta l'antropologia, che io non voglio, antropologia culturale, c'è tutto un mondo che io sfioro soltanto, in fondo non mi interessa più la dinamica storica, cioè la dinamica che parte da questi eruditi settecenteschi che trascrivevano a modo loro dei canti popolari, magari ne modificavano un po', e fino agli scienziati ancora di oggi, perché è pieno di colleghi antropologi che lavorano ancora, no? Io ho lavorato con il professor Scaldaferri della mia università, lui va ancora in Kosovo e ha molti amici kosovari e racconta delle cose bellissime su questi cantori
di storie antichissime, perché è ancora oggetto di studio scientifico, no? La scienza e la ricerca va avanti. È chiaro che sullo sfondo, lo butto lì, c'è il mio amico John Cage. Io spero che tutti siate stati ascoltatori di questo pezzo musicale. Conoscete 4 minuti e 33 di John Cage? Sapete che cos'è? Una cosa che se facciamo adesso ci spaventa. Io adesso potrei per 4 minuti e 33 stare zitto, state zitti anche voi, e dopo un po' cominceremo a sentire il soundscape. Cominciamo a sentire cosa sta intorno. Ecco, Cage nel 52, fatto il mio collega musicologo mi ha spiegato che 4 minuti e 33 originariamente è un pezzo per pianoforte, nel senso che il pianista si siede, apre lo spartito e non fa nulla per 4 minuti e 33, cioè c'è silenzio per 4 minuti e 33. Allora questa nozione, se vogliamo, di soundscape che ha avuto molti praticanti, cultori, ci sono anche ricerche ormai molto avanzate sui paesaggi sonori, e qualcosa che ha a che fare con la mia ricerca resta un po' sullo sfondo. Infatti noi non siamo abituati a concentrarci su ciò che sentiamo quotidianamente, anche quando crediamo di essere in silenzio. Adesso io devo dire che il silenzio della nostra aula era piuttosto bello, no? Funzionava bene. Il soundscape udinese è migliore di quello di Milano. Poi dice sì, se mi metto lì sulla strada, no, è tutto uguale. Però insomma non siamo abituati, no, a mappare quello che ascoltiamo, a interrogarci sui suoni. Qui c'è un discorso, poi anche qui ci sono studi storici su cosa si ascoltava nel Medioevo, no? Il suono delle campane, ma insomma c'è una disciplina che io sfioro soltanto, mi interessa molto perché pone il problema di come noi ascoltiamo, di che cosa noi ascoltiamo e quali sono certe conseguenze dell'ascolto. Lo vedremo alla fine del mio discorso, quando porrò 2 o 3 interrogativi finali. Ma insomma, come vedete, questa alterità, questo ascoltare l'altro fuori di noi, porta a una serie di conseguenze vagamente paradossali, perché è come se la materia diventasse talmente complessa da non poter essere più contenuta in una trascrizione, in una registrazione convenzionale. Ci scappa da tutte le parti e arriva appunto, se vogliamo, a una problematica di tipo sociale. Bene, però ci sono anche le voci da lì dentro, quindi c'è l'ascolto dell'altro fuori, ma c'è l'ascolto anche di questo altro che sta dentro. Allora, qui mi avvicino a una questione narratologica che tutto sommato è molto semplice, ma che forse va codificata in una maniera un po' più esatta dal punto di vista storico. Voi sapete che il nostro amico Gérard Genette, di cui parliamo tantissimo, dice che esiste una dimensione che si chiama scena. La scena, quando il tempo della storia è uguale al tempo del racconto. Cosa vuol dire? Vuol dire che, adesso facciamo un esempio di scena così ci intendiamo. Se prendiamo questa pagina di Eugénie Grandet, che ovviamente non leggerò, voi siete di fronte a un dialogo, a più personaggi che parlano, dialogano, quindi c'è un discorso quasi teatrale, perché poi il punto è questo. Noi lo chiamiamo scena perché c'è una specie di convenzione, dice lo stesso Genette, per cui noi abbiamo l'impressione, leggendo, che il nostro tempo, il tempo potremmo dire della nostra lettura, ma anche il tempo del testo corrisponde al tempo della storia. Cioè se io impiego idealmente, poniamo 5 minuti per leggere questo testo, è perché corrisponde questo testo a 5 minuti della storia. C'è questa specie di real time, no? Di sincronizzazione.
abbiamo l'impressione di assistere a una scena. Ecco, la cosa che forse io ho cercato di dire in maniera leggermente più precisa è che esiste una specie di sincronizzazione fra certe nostre attività mentali e quello che leggiamo. Cioè abbiamo l'impressione di assistere a una scena teatrale, mettiamola nella maniera più semplice possibile, la chiamiamo scena proprio perché è teatralizzata. Il tempo della storia è uguale al tempo del racconto, elaboro in quanto lettore la scena come se fossi di fronte a una rappresentazione teatrale. Allora questo mio ragionamento deriva dal fatto, poi mi dite voi se siete d'accordo, che la cultura ottocentesca è una cultura letteraria ottocentesca molto legata al mondo di potremmo dire del teatro, ma teatro nel senso di una visualizzazione delle storie in termini anche di plasticità di comportamenti dei personaggi. Cioè chi leggeva i romanzi, i dialoghi dei romanzi, a mio avviso li elaborava in termini molto scenici, teatrali, perché quel tipo di medium, diciamo il teatro, possiamo mettere anche chiaramente il teatro lirico, era un medium dominante. Noi sappiamo che moltissime opere, potremmo dire la totalità dei romanzi di successo ottocenteschi potevano essere tradotti in immagini. Ovviamente stiamo parlando della Quarantana, dei Promessi Sposi, ma è uno dei centinaia di esempi di rapporto fra testo scritto e immagine. Allora la mia idea è che il lettore ottocentesco, ma forse già nel Settecento, avesse una visualizzazione di queste scene come se fossero scene teatrali. D'altra parte, se poi ci pensate, ancora oggi, quando leggiamo i romanzi, arriviamo a questi momenti fortemente dialogati, abbiamo l'impressione di essere proprio davvero dentro una storia con cui siamo in qualche modo sincronizzati. Va avanti la storia e noi la seguiamo con lo stesso tipo di temporalità, c'è una sorta di sincronizzazione. Allora io sono stato colpito da questo fatto perché è come se qui noi ascoltassimo la storia insieme ai personaggi, siamo sullo stesso piano dei personaggi, abbiamo un ascolto delle loro voci che è esattamente l'ascolto che hanno i personaggi, perché d'altra parte quando siamo in teatro è così, loro stanno parlando fra di loro, si ascoltano fra di loro e io ascolto loro che parlano, non c'è nessuna, no, capite? Mi state seguendo su questo ragionamento? Non c'è una differenza, no? È tutto sullo stesso piano, è una specie di ascolto condiviso, non ci sono sfasature. La cosa interessante della mia ricerca è che sono andato alla ricerca delle sfasature, quando questa sincronizzazione comincia a saltare e dall'interno c'è qualcuno che ascolta e che elabora interiormente un ascolto che segue una logica anche temporale diversa, quindi le parole esterne entrano in una persona che le ascolta e vanno incontro a un'elaborazione individuale, interiore, quindi non è più il dialogo dove si manifesta tutto di fatto senza residui, ma è anche un dialogo che però ricade all'interno di una coscienza e causa delle modificazioni. Allora, io confesso che qui ho portato l'esempio da De Roberto, che potrebbe essere anche fallace, perché questo fenomeno di interiorizzazione delle parole esterne lo si può già trovare anche in Manzoni, quindi non è che questa data 1892 stia a significare alcunché. Fenomeni di interiorizzazione della voce si hanno molto prima. Adesso io ho portato questo esempio un po' casualmente, devo dire, perché l'avevo già e forse perché può essere anche interessante per la storia dell'illusione di De Roberto, perché probabilmente è quasi un record. Nel 1892 questo scrittore italiano scrive il primo romanzo in Italia, ma anche uno dei primi al mondo figuralizzato, un romanzo in situazione narrativa figurale, nel senso che è filtrato tutto dalla coscienza e dalla percezione
di una ragazzina che si chiama Teresa e che vive il mondo dal basso della sua inesperienza, percepisce anche i conflitti fra gli adulti cercando di elaborarli. Quindi la situazione, se proviamo a vederla assieme, è la situazione di una famiglia, siamo in Sicilia, dove i genitori litigano, il padre tradisce la madre, c'è un nonno molto severo, loro sono molto ricchi, hanno anche appunto l'istitutrice che gli parla in francese, sono nobili siciliani, ma la piccola bambina che ha una sorella, che vedremo in azione, comincia a capire che in famiglia c'è qualcosa che non funziona e allora De Roberto è in grado, anche se in dettagli che sono quelli che ho segnalato col corsivo, è in grado di restituire l'ascolto problematico di questa bambina che capisce, no, sente le voci dei familiari che litigano, che discutono e capisce che c'è un problema. Allora è tutto focalizzato su di lei. Miss è l'educatrice, no? Istitutrice, entrò anche Miss per riverire il barone, chinandosi tutto ad un pezzo, come se avesse inghiottito il manico della granata, e per avvertire subito dopo: Maintenant, mesdemoiselles, c'est l'heure de votre leçon. Laura quasi stava per seguirla, ma ella è lei, il centro focale, Teresa, Laura è la sorellina. Oh, vous savez, Miss, aujourd'hui c'est fête, c'est l'arrivée des noms de grand-papa, on ne travaille pas. Discussero un poco finché quella antipatica, vedete, il linguaggio è della bambina, quindi lei la vede come questa, no? Con la scopa, eccetera, eccetera, insomma, la definisce antipatica, finché quell'antipatica si decise a lasciarle tranquille. Il nonno, frattanto, frugando in fondo alle valigie, ne aveva cavato 2 pupatole grandi. Il nonno gli sta portando i giocattoli, vestite di tutto punto, alla vista delle quali Lauretta, la sorellina, rimase statica ed ella ricominciò a saltare. Si rifugia, però mentre la sorellina pensa solo a giocare, lei, che è il centro focale, è più preoccupata, no? Che sa che potrebbe accadere qualcosa di strano. Si rifugiarono insieme in un cantuccio a prendere possesso dei regali. Tratto tratto, però, ella alzava il capo. Quindi il però sta a dire: io non sono tanto convinta di come vanno le cose, devo stare attenta, devo ascoltare. Guardava e vedere anche, guardava dalla parte della mamma e del nonno che parlavano un'altra volta a bassa voce, udiva qualche parola ogni tanto, il nonno che berbettava. Vedete, qui ormai è tutto spostato verso la percezione di lei, non è quello che sentono tutti, qui è quello che sente lei, anche se poi potete obiettare, un banalissimo discorso diretto quello che arriva, a parte il fatto che poi dopo il discorso diretto viene qualcos'altro, che ho già sottolineato, messo in corsivo, però capite che ormai qui noi seguiamo la scena attraverso una percezione, chiamiamola focalizzazione interna, a carico di un personaggio che dubita della, come dire, felicità della situazione. Ci penserò io, avrà da fare con me. E la mamma che rispondeva portando il fazzoletto agli occhi: no, per carità, no, lascialo stare. Parlavano del babbo. Vedete, questo è un discorso in diretto libero. Lei si chiede se stavano parlando del babbo. Vedete che siamo entrati dentro i suoi pensieri. Abbiamo una registrazione tramite il buon caro vecchio. Io spero che tutti, voi siete del primo anno, giusto? Vabbè, ripassare il discorso in diretto libero, che però per studiare il romanzo della seconda metà dell'Ottocento è fondamentale. Comunque questo dispositivo, che è il discorso in diretto libero, quindi viene utilizzato in questa maniera, ma insomma avete capito che tutto è spostato verso la percezione interna di un personaggio, quindi di questa ragazzina, di questa bambina, che ode, sente, ascolta le voci dei grandi ed è turbata perché capisce che le cose non vanno, le cose non stanno andando bene, no? Avrà da fare con me, il nonno incavolato con il papà, con il genero.
Come sempre il babbo rincasò tardi, poi il babbo torna. Stefano allora venne a prendere le bambine e le condusse via. Qui credo ci sia un errore mio, perché Stefana venne a prendere le bambine e le condusse via. Forse col babbo il nonno domandò alla cameriera, che non l'ha neppur salutato, niente affatto, perché dovrebbe averla con lui. Però a desinare il babbo non comparve. Vedete che anche questi connettori logici segnalano le sue perplessità, però è un segnale del suo dubbio. Quindi qui il narratore si ritrae e restituisce soprattutto la percezione del personaggio. Questa si chiama situazione narrativa figurale, ma figurale anche perché figuralizza un ascolto, cioè rappresenta dall'interno l'azione di ascoltare le voci esterne da parte di un personaggio. E quindi questo è qualcosa che mi ha molto colpito e bisognerebbe fare un'indagine quasi sistematica. Io vi porto adesso la teoria, vi mostro la teoria di questo signor Victor Heger, che magari non vi interessa così tanto, ma a Parigi nel 1881 questo signore che aveva un po' litigato con Bergson, perché anticipa le idee di Bergson, ma non ha il successo che poi naturalmente ha avuto Bergson, anzi si dice che Bergson abbia nascosto accuratamente i suoi debiti verso Heger, tutte quelle belle polemiche, tra l'altro legate a concorsi universitari, piuttosto divertenti, insomma, roba che non ci interessa, ma insomma Heger pubblica questo libro, La parole intérieure, e inviterei a tradurre parole non come parola ma come discorso, il discorso interiore. Lui si occupa dei pensieri, come noi pensiamo, come articoliamo il pensiero, e lui dice che noi quando pensiamo ascoltiamo una vocina flebile che sta dentro di noi. La sua sonorità non è in grado di risvegliare e mantenere viva l'attenzione, e tuttavia, per quanto sia flebile e poco varia, la udiamo, entendons, sempre distintamente, perché siamo ad essa interessati, siamo abituati a ascoltarla, a écouter, entendre, écouter, vabbè, chissà il francese, insomma, può interrogarsi sulle questioni e la differenza tra questi due verbi, ma insomma noi abbiamo dentro questa vocina, non ce ne rendiamo conto, ma poi di fatto l'ascoltiamo, potremmo dire inconsapevolmente. Sono i nostri pensieri ci parlano, ci sussurrano, c'è proprio questo ronzio, murmure, il murmure di Pascoli. Vabbè, la parola murmure è molto bella, e se pensate quanto è fortunata la parola murmure in questi anni nella poesia di Pascoli, infatti una delle cose che vorrei fare è anche occuparmi di questo, poi soprattutto se soffri di acufene, di questo ti diverti ancora di più. Vabbè. Ecco, la cosa interessante è che lui dice a un certo punto, questa voce ha un'azione mimetica, per cui il nostro pensiero, cioè noi pensando dentro di noi riascoltiamo le parole degli altri, abbiamo una elaborazione interiore delle voci esterne. Quindi ascoltiamo sia la nostra voce, sia dentro di noi rielaboriamo le voci ascoltate, perché è come se si unissero in una unica sintesi endofasica, creiamo una sorta di discorso interiore che unisce i nostri pensieri e ciò che abbiamo ascoltato. Allora, io credo, oggi non posso portarvi tanti esempi perché appunto rischiamo di andare troppo lontano, ma che questo tipo di tecnica, vado subito al punto, al dunque, sia una tecnica che, la parola che farà rabbrividire a qualcuno davanti a me, il modernismo italiano e mondiale, il modernismo internazionale ha sviluppato. Cioè questa capacità che ha il romanzo cosiddetto modernista di rappresentare le voci esterne che vengono rielaborate internamente.
Si trova già qualcosa del genere in Verga, io nelle mie ricerche ho portato esempi verghiani, ma poi si trova benissimo in De Roberto, in parte l'abbiamo già visto prima, ma ci sono elaborazioni molto più complesse. Io vi porto un esempio, come dire, istituzionale, perché qui siamo, se parliamo di modernismo, cioè il signor James Joyce, siamo nel 1916, siamo abbastanza all'inizio, siamo alla terza, quarta pagina di Portrait of the Artist as a Young Man, non fatemelo leggere in inglese, ma insomma più o meno, vabbè. Cosa succede? Che il protagonista, che è un ragazzino, perché The Artist qui è molto piccolo, ha un compagno che si chiama Cantwell, che a un certo punto dice "Give you a toe in the ramp for yourself". Insomma, si esprime con qualche volgarità, insomma, situazione normale, sta giocando con i bambini, c'è uno più aggressivo di un altro che si chiama Cantwell, e Cantwell dice qualcosa di aggressivo, che il bambino ode, sente, percepisce. Cosa succede? Subito sotto, vedete che c'è la mia sottolineatura, "That was not a nice expression". Comincia l'indiretto libero. Il bambino sta dicendo "Oh mamma, che brutta parolaccia che ha detto", grosso modo è questo. Non era una bella espressione. La mamma had told him not to speak with the rough boys in the college. Vedete che è anche molto, come dire, naturalistico. La mamma mi ha detto non parlare con i ragazzacci a scuola. Nice mother, the first day in the hall of the castle when she had said goodbye, she had put... Vabbè, potete vedere tutto l'indiretto libero, no? Di Stephen Dedalus, che sta elaborando che cosa? Le ricadute interiori di un discorso esterno, cioè lui sta pensando, ma il suo pensiero non può prescindere naturalmente dall'input esterno, diremmo noi, ma anzi l'input esterno è ciò che mette in movimento il suo pensiero. Questo come lo chiamiamo? Allora, tecnicamente lo chiamiamo monologo narrato, narrated monologue, ma se lo chiamate monologo interiore va bene lo stesso. Questo è un monologo interiore realizzato attraverso l'indiretto libero. Dove sta l'elemento per me importante? Che qui siamo di fronte alla stilizzazione di una situazione di ascolto, capite? Cioè Steven ha sentito, ha udito queste parole e le ha rielaborate dentro di sé, in ultima analisi, seguendo alcune perlomeno delle indicazioni che Heger aveva dato, no? Lui sente dentro di sé la voce, no, del cattivo di Cantwell e la rielabora mentalmente. In ogni caso questo tipo di tecnica è molto frequente, quindi il passaggio dal dialogo, dal discorso diretto all'indiretto libero che rappresenta i pensieri. Questo andrebbe fatto una ricerca sistematica dei casi in cui accade questo. Ecco, non so se sono stato chiaro, adesso io sono vicino alla conclusione, purtroppo il problema audio che abbiamo non mi consente di valorizzare bene, però perlomeno vedrete. Io qui ho avuto un momento di gioia estrema perché è successo nella mia ricerca di imbattermi, ma anche abbastanza casualmente. Io lavoro molto con gente che si occupa di cinema, ma confesso che il famoso libro di François Truffaut, Il cinema secondo Hitchcock, che è famosissimo, è un classico perché questo grande regista francese intervista Hitchcock, e c'è tutta la storia del cinema di Hitchcock fatta in questo libro. Io non l'avevo letto fino a pochi anni fa e a un certo punto c'è questo passo che mi ha addirittura sconvolto, perché racconta la prima volta che Hitchcock ha fatto un film sonoro. E dice questo, adesso cerchiamo di vederlo insieme, no? Una giovane donna che ha fatto un omicidio, ha commesso un omicidio usando un coltello, sente qualcuno che parla dell'evento criminoso e pronuncia la parola coltello. Adesso speriamo di vederlo.
knife. Sente, c'è una specie di pettegola in questo negozio dove loro stanno, che racconta la storia di un omicidio. Il piccolo problema è che era lei l'assassina, e lei sente parlare di questa storia e ode appunto la parola coltello, e a un certo punto la rielabora dentro di sé. La ragazza non ascolta neanche più il suono, queste sono le parole del libro di Truffaut, il suono diventa una poltiglia sonora molto confusa e indefinita. Solo la parola coltello si sente molto distintamente ed è ripetuta più volte: coltello, coltello, coltello. Ad un tratto la ragazza sente distintamente la voce del padre e dice: per favore, passami il coltello, per favore, passami il coltello del pane. Ecco la mia prima esperienza sonora. Questo è Hitchcock. La prima volta che faccio il sonoro, cosa faccio? Restituisco l'elaborazione interiore di un input esteriore da parte di una persona coinvolta in una storia particolarmente complessa. Allora lei, poveretta, stava per essere violentata da questa persona, per difendersi lo uccide, quindi ha ucciso il suo aggressore moralmente e innocente, e il film di Hitchcock, appunto, si intitola Blackmail, racconta questa storia, ma la cosa fondamentale, Hitchcock dice: beh, se io devo raccontare qualcosa di sonoro, devo rappresentare il sonoro, devo anche rappresentare l'elaborazione soggettiva di questa sonorità, cioè come l'ascolto di lei influisce. Qui temo, ahimè, che non riuscirete a sentire molto, ma perlomeno anche vedendo capite. Ecco, questa ha fatto una chiacchierona che fa. I mean, it's one thing to buy chocolates out of ours, but it's quite another to stick a knife into a gentleman. Più o meno dice quel che è successo. I must say I feel the same way about that too. A good, clean, honest whack over the head with a brick is one thing. There's something British about that. But knife. But a knife. No, adesso not right. Soggettivizza the knife. That's what I think and that's what I feel. Whatever the provocation, I could never use a knife. Never use a knife. Now, mind you, a knife. A difficult thing to have. Insiste con knife, I mean, e lei knife. Qui Hitchcock Alice, cut us a bit of bread, will you? sfuma, ha sfumato knife, diventa un... Beh, adesso non c'è bisogno di dire. Sono a tavola a far colazione. Ossessivamente sente the knife, le cade the knife. Yeah, you ought to have been more careful. Might have cut somebody with that. Customer. Ecco, allora avete visto, allora Hitchcock soggettivizza la voce di questa signora per rappresentare l'ossessione interiore del personaggio che si ripete dentro di sé. The knife, the knife, the knife, poi vabbè, ovviamente c'è una ridondanza, anche il coltello che prende in mano, le cade, il papà gli dice: ma che cosa, dovresti stare più attenta, eccetera, eccetera. Allora vedete, siamo nel 29, allora se vogliamo raccontare il modernismo, possiamo divertirci e dire Hitchcock, che chiaramente non sapeva niente di tutto, credo che Joyce l'aveva sentito nominare forse, però con la sua tecnologia, col suo immaginario tecnologico, potremmo dire, la sua ingegnosità narrativa, in ultima analisi, si inventa qualcosa che perfettamente parallelo. Vedete, la transmedialità più che l'intermedialità, sono due media che presentano le stesse strutture, la struttura del romanzo e la struttura del cinema in questo momento, no? Di fronte a questi casi sono convergenti, sono parallele, insomma, cioè, presentano degli elementi in comune, ditelo come volete voi, insomma, si possono comparare in maniera felice, quindi cinema e romanzo possono essere comparati di fronte a questi esempi, e quindi in questi casi non è tanto intermedialità ma proprio transmedialità, perché la stessa tecnica la troviamo in due media differenti, o in due media differenti. È chiaro che è un lavoro che andrebbe fatto
meglio. Io sono stato in questo caso fortunato, però insomma bisognerà in futuro trovare esempi più significativi. No, signore e signori, non ve lo faccio vedere in questo film di Pietro Germi, fra l'altro ambientato a Treviso, molto, in fondo, molto provinciale, però a un certo punto possiamo al limite, facciamo così, andare avanti, farlo cominciare. Lui è seduto a tavola con una moglie insopportabile, però in pratica a un certo punto lui, per evitare, se l'audio non funziona, devo uscire! per evitare l'ossessione della sua famiglia, gliel'ho dato io. A te avverto? si chiude in bagno. Per colpa tua? Sì, dice che la serva non la vuol fare più. E il suo amico sa che va a fare bocca mia, tardi. Guardate cosa fa, tira fuori. Sì, allungo le mura, tanto se quelle donne che vabbè partì. Oh, Cristina che ha bisogno di una scatola dei compassi. Papà! E poi ti avverto che sono rimasta senza soldi. Si mette i tappi nelle orecchie e noi sentiamo da questo punto in poi qualcosa di soggettivo che fra l'altro comprende anche la musica. Vabbè, la voce insopportabile della moglie non la sente più, è tutto tranquillo, ci sarebbe molto da commentare, ma insomma anche qui la rappresentazione di una soggettività auditiva particolare, anche l'insistenza sulla voce, ma la voce che lui ormai non sente più, non gli dà più fastidio, e poi legge le attività lettive, e su questo io sono... perché ha messo le attività lettive, e vabbè, io sono giunto alla fine. Allora, come avete visto, è una carrellata attraverso qualcosa che ha appunto due facce, una più sociale, esterna, che implica anche un discorso complesso sulle tecnologie di riproduzione del suono e della voce, naturalmente, e porta verso, diciamo, l'antropologia, l'etnologia, eccetera, eccetera, e poi c'è un elemento interiore molto più legato al mondo della narrativa, sia essa letteraria, sia essa cinematografica. Poi se uno guarda una serie televisiva, ad esempio, interessantissimi, ne ha in continuazione, per cui io mi segno ormai tutto, ma... nel racconto dell'ancella, per esempio, ci sono molte situazioni di soggettivizzazione del suono. Credo che se ci pensate un attimo, molti di voi avranno visto il racconto dell'ancella, e lì ci sono dei momenti proprio di fortissima soggettivizzazione nella prospettiva appunto della protagonista. E quindi davvero i casi sono moltissimi. Ed è un campo di ricerca immenso. Spero in futuro di riuscire a esplorare almeno alcuni aspetti di questo campo, ma credo che anche proprio la questione tecnologica venga sempre più fuori nel percorso che sto seguendo. Vi faccio un solo esempio interessantissimo: gli anni 30 in Italia, che intersecano il primo cinema sonoro e l'esperienza radiofonica, perché proprio la vita degli italiani cambia con l'immissione tra anni 20 e 30 di queste due esperienze sonore fortissime, la radio 25, 24, 25, 26, e il cinema sonoro, cioè la fine degli anni 20, grosso modo 29, 30, e c'è tutto un mondo di esperienze della sonorità, soprattutto della voce riprodotta, che andrebbe studiato meglio anche per le sue ricadute nel mondo del romanzo. E qui ci sarebbero da dire tante cose. Mi sono occupato di un romanzo poco considerato dalla critica, che è Barnabo dalle montagne, mi sono dedicato all'autore di Buzzati. Ho appena partecipato a un convegno buzzatiano, e ovviamente la prima dimenticanza deve avvenire su Buzzati. Uno è un po' stufo di occuparsi di Buzzati, però Barnabo dalle montagne è un romanzo incredibilmente legato alla vocalità, alla voce e al cinema,
credo di avere colto legami fortissimi fra Barnamo delle Montagne e il mondo cinematografico e anche radiofonico, sono fenomeni interessanti, ma ripeto, sono campi di ricerca i più vari, molto ricchi, molto interessanti. Qui vi ho portato due, come dire, slogan. Il primo è di Roland Barthes, risale al 1977, legato chiaramente al sapere psicanalitico: dobbiamo ascoltare l'ascolto. E poi c'è, qui non ho messo il nome del pensatore, che è Jean-Luc Nancy, chissà perché non l'ho messo, e che parla di una dimensione metessica partecipativa. Lui dice che attivare l'ascolto vuol dire uscire dal mondo della comunicazione, diciamo, monodirezionale e accedere a una dimensione differente, che lui chiama metessica, cioè partecipativa, una specie di utopia. Ascoltando possiamo, come dire, creare una partecipazione alla vita diversa da quella che attiviamo quando siamo dentro un frame, una situazione, una condizione comunicativa. Ovviamente sono concetti che hanno più a che fare col mondo della filosofia che non con quello della letteratura, ma li trovo, oppure con la psicanalisi, li trovo affascinanti. Ma qui dovrei parlare anche di Calvino, come Calvino ha elaborato il pensiero di Barthes, come il famoso Un re in ascolto, dove appunto c'è l'ascolto dell'ascolto, ma insomma sono concetti che forse, e qui chiudo davvero, ci invitano a attivare qualcosa di più o leggermente più sottile rispetto al nostro rapporto quotidiano con i media. Ascoltare vuol dire mettere in movimento qualcosa di diverso. È difficile definire questa diversità, ma sicuramente quello che mi affascina è l'idea della partecipazione. In fondo, detto banalmente, chi fa lezione all'università lo sa, l'occhiettino dello studente che ti ascolta deve essere sempre tenuto presente, nel senso, io devo ascoltare il vostro ascolto, devo cercare di, magari oggi non ci sono riuscito tanto, ma con i miei studenti cerco di farlo, cercare di capire quanto e come mi state ascoltando e quindi ascoltare il vostro ascolto. E questo vuol dire attivare una dimensione partecipativa, in fondo porsi il problema di cosa stiamo facendo in questo momento, che senso ha, dove stiamo andando, e forse anche la capacità di correggere quello che non funziona quando lo capiamo. Cosa che, permetto di dire, nell'uso dei media, per esempio quando apriamo questa cosa, non accade, e forse ascoltare l'ascolto vuol dire mettere insieme qualcosa di più appunto condiviso, di un pochino più umano. Va bene, grazie. Grazie molte Paolo. Adesso questa conclusione mi sembra veramente ideale di un discorso assai interessante che tu hai fatto in modo molto chiaro, e aggiungo anche una cosa che ho capito anche meglio, il motivo per cui io sono così contraria alla didattica a distanza, perché provate ad ascoltare l'ascolto di qualcuno a distanza, soprattutto se ha la telecamera spenta. Io vi sfido veramente a intercettare, sembra veramente di parlare con il mondo, come dire, dei fantasmi, no? Quindi questa forse è l'obiezione più forte alla didattica a distanza, no? Che non si può ascoltare l'ascolto di chi ci sta ascoltando, e quindi come si fa? Alla fine si torna alla dimensione per forza unilaterale, che manca la dimensione partecipativa, dunque mi sembra anche un'ottima conclusione. C'è qualche domanda? Qualcuno ha qualche curiosità? Dico allora intanto due cose io, perché è una lezione veramente molto ricca di spunti. Allora, la prima cosa, torno un attimo su Manzoni, perché mi interessava quando mi sono preparato. No, esatto. Noi abbiamo lavorato sul capitolo 33esimo
e in particolare sulla filiazione del capitolo 33esimo, di una parte, la seconda parte, dal Waverley di Scott, seguendo appunto l'indicazione prima di Alvaro, poi di Sciascia, alla fine di Raimondi, eccetera. Allora lì è interessante perché compare nel Waverley di Scott, nel capitolo deputato, la ballata di quel personaggio folcloristico Dave che Waverley incontra quando torna al paese. E non c'è a caso proprio la trascrizione della ballata. Certo. Tra le tante cose che Manzoni prende da Scott, cambiandole naturalmente di segno, dialogando, quella c'è. Cioè Manzoni incontra Antonio, che come sappiamo appunto è reso folle dalla peste, però non c'è nessun tipo di discorso. E allora in due capitoli in cui invece gli elementi sono così vicini, proprio perché c'è una ripresa, anche se chiaramente è dialogica, è stilizzata nel senso di battito, è interessante che manca Panchi proprio questo. La seconda cosa che... Io ce l'ho una rispostina possibile. Ecco, allora non so se vuoi già dire adesso, poi dopo... Sì, no, me lo sono chiesto anch'io. Allora, ci sono diverse risposte possibili, ma la più semplice e banale è che Manzoni, secondo me, era consapevole dell'artificiosità di questa procedura, che lui sente come falsa, perché queste sono tutte false ballate. Io ho portato l'esempio di una vera, però è un'eccezione. Tenete conto che nei romanzi storici, appunto, ci sono questi momenti, molto, anche qui teatrali, in cui uno si mette a cantare una finta canzone, sono tutti dei fake, sono tutte delle finte canzoni popolari. Manzoni lo sapeva che erano finte. Però la prova provata ce l'ho, mi era sfuggita precedentemente, l'ho visto l'altro giorno, ho riletto la stroncatura notissima, in pari dei Zaiotti, no, del romanzo in generale ed anche dei Promessi Sposi, e a un certo punto cosa dice Zaiotti? Se avesse messo un po' di poesia dentro sarebbe andata meglio. E qui avete la prova provata. Era un elemento, non so se avete capito, un elemento che lo portava verso un gusto vagamente montiano, potremmo dire, classicista, o comunque un gusto che non era suo. Lui aveva un'idea di realismo molto più impegnativa, molto più alta. Quelle canzoncine lì, così fake e chiaramente finte, a lui non piacevano. Quindi credo che la spiegazione sia grosso modo questa. Poi appunto Zaiotti è la prova provata. Se lo voleva Zaiotti, non lo voleva Manzoni. Spero che sappiate chi era pari di Zaiotti. Quello che nel 27 Stronche e Promessi Sposi, fra l'altro usando argomentazioni che coincidono curiosamente con quelle che poi userà Manzoni quando criticherà la sua opera. Ma Zaiotti è molto stile al romanzo storico, proprio non vuole il romanzo storico, e quindi invece Manzoni vuole fare un romanzo storico, allora non ci metto le canzoni se sono finte. No, è esattamente così, sono perfettamente d'accordo. Infatti il problema, non l'abbiamo cercato di analizzare nelle lezioni dedicate a Manzoni, è proprio il problema della costruzione di un realismo che non sia appunto un realismo di maniera, che non sia questo recupero così artificioso del letterato del mondo sostanzialmente popolare, no? Quindi anche quelle operazioni lì rientravano. Però Bazzoni invece per la canzone è vera, il mondo è complesso. Bazzoni nel 30, forse chissà come, azzecca una vera canzone. Bisognerebbe guardare cosa fa Nievo, perché appunto Nievo nel Novelliere fa delle operazioni di ascolto e quindi bisognerebbe. Comunque l'altra cosa che volevo dire è che io trovo fondamentale questo discorso sull'ascolto, anche un po' per, come dire, vedere il passaggio. Infatti è abbastanza significativo questo nella seconda parte della lezione, no? Il passaggio dall'Ottocento, cioè sostanzialmente al modernismo, e quindi ad una, come dire, un discorso che sostanzialmente è funzionale all'occhio, all'operazione dell'occhio, e invece un discorso, e qui però cioè, già comincia con Verga indubbiamente, che invece si focalizza sull'ascolto, no? E normalmente, come dire, se uno guarda l'ambito della cultura, della storia della cultura, stanno proprio studiato questo passaggio, tra cui anche Rudolf Behrens, che qui a Udine ha studiato il passaggio dall'epistemologia dello sguardo ottocentesco, invece ha una dinamica più complessa che è quella dell'ascolto, che va in direzione della psicanalisi, no? Quindi il paradigma sostanzialmente di Charcot, quello che Freud criticava, perché sostanzialmente si guarda al paziente e non lo si ascolta, no? Poi sull'artificiosità di certi ascolti
insomma, di quest'epoca possiamo anche dire qualcosa, però la tendenza è quella, cioè di andare verso l'ascolto, perché lo sguardo, l'occhio non basta più. Secondo me non basta neanche a noi lettori l'occhio, bisogna recuperare la dimensione dell'ascolto, quindi io sono molto contenta, ma queste ricerche andranno in un libro? Sì. Cioè, datemi qualche anno. Insomma, comunque siamo naturalmente in attesa. No, le cose da fare sono tantissime, fatto appunto il rapporto Charcot-Freud non mi era venuto in mente in questi termini. Certo. Ma c'è un articolo bello di Paolo Savoia su questo, se vuoi. Dopo mi dirai, sì, perché effettivamente è vero. Questo però tenete conto, confligge leggermente con alcune banalità che si dicono sul nostro tempo, no? Che noi siamo la civiltà dell'immagine, però secondo me, qui seguo il mio amico Gabriele Frasca che insiste molto sul fatto che invece è il suono quello che tende a dominare nel nostro mondo più che l'immagine. Ovviamente su questo tema mediologico possiamo scontrarci. Lui dice sempre in Kill Bill, no? Qual è la scena più brutta, quella che fa più paura in Kill Bill? È vero, ho avuto la conferma da parte di persone. Avete visto Kill Bill? La scena che fa più paura è quando lei è chiusa dentro ed è tutto nero, voi non vedete nulla e sentite solo, lei è sepolta viva, lo schermo è nero e sentite il suo respiro. La cosa che vi fa più paura è il suo respiro di lei affannata in assenza di qualcosa che si vede, però quello che udite vi spaventa molto di più di quello che si vede in altri momenti dello stesso film. Sono un po' delle esagerazioni, non voglio esagerare, però che noi siamo più dentro un mondo di suoni che dominano, che non tanto di immagini, è una cosa in cui credo abbastanza. Sì, tra l'altro sono proprio due estetiche diverse, se volessimo allargare molto il discorso, ma quella dell'occhio e quella dell'udito, no? Perché per esempio tutte le retoriche del sublime sono fondate sull'udito, no? Burke dice ciò che ci rende, come dire, che rende di più il senso del sublime è il suono, no? Il suono nell'oscurità, il suono in uno spazio indistinto, cioè non è, l'occhio è comunque un senso razionale, no? Per cui non può dare quella potenza che dà l'udito, quindi anche lì possiamo fare tante. Comunque, insomma, sì, grazie molte, è molto bello tutto. Nessun altro ha qualcosa da dire? Sì, Bianca. C'è una domanda anche là. Sì, facciamo lo studente magari. Sì, forse è meglio. Sì, se no non si sente. Scusate, adesso non vi vedo, ma è un problema anche col buio qua della sala. Sì, è molto buio. Io proprio non vedo niente. Può parlare del microfono così sentono tutti. Io avevo più una curiosità, ovvero se avesse preso in considerazione, vengono in mente due libri che riflettono tanto sull'ascoltare, sul vedere, sulla percezione in generale, come L'innominabile di Beckett e L'urlo e il furore di Conte, che come protagonisti appunto un sorvenuto. Certo. Sì, no, ma allora il mio problema è che il materiale è immenso, chiaramente sono legatissimo a entrambe le opere e quindi in qualche modo rientreranno nella mia ricerca. È chiaro che sono tutte cose fondamentali ed è vero che effettivamente in un certo mondo che convenzionalmente chiamiamo modernista questi problemi anche paradossalmente vengono fuori. È chiaro che la vocalità dell'innominabile è qualcosa di incredibile e anche il problema delle voci che si odono è vero. Cioè ci sono tante ricerche anche su questa delocalizzazione dei suoni, quindi il suono acusmatico, il suono che è nell'aria, ci sono molte ricerche da fare quanto la letteratura le rappresenta. No, certo, sono cose che vanno... Sì, in realtà sono un po' io masochista perché sì, è un mondo immenso. Infatti il mio problema è fare questi tagli, come si diceva una volta, sincronici, cercare di prendere dei momenti e delle questioni e metterle in rilievo. Adesso ho provato in questi giorni a farmi un piano di lavoro. Sicuramente gli anni 20-30, diciamo fine anni 20, prima metà degli anni 30 devono essere
sono decisivi per un sacco di questioni mediali che poi si ritrovano anche nei romanzi, eccetera, eccetera. C'è un'altra domanda? Grazie. Allora, non so se mi sentite d'accordo. Allora, quindi stavo chiedendo forse in maniera un po' ingenua se avesse e quanto eventualmente potesse inserirsi come fattore esterno che però concorre a portare avanti questo percorso di un paradigma dell'ascolto, un'esperienza come quella della Prima Guerra Mondiale. Perché pensavo ad alcuni romanzi della Prima Guerra Mondiale in cui è stato messo in evidenza come il fattore dell'oscurità e della cecità, che ovviamente ha anche un valore simbolico, che poi si basa anche su un'esperienza effettiva del conflitto, del combattimento. Cioè, se aveva visto, non so, nei testi che aveva realizzato, una possibile eco anche di quell'esperienza nella costruzione eventualmente di un ascolto, che in questo caso non è di una voce, sarebbe ovviamente dei suoni, quindi dello spazio e del riverbero interiore che può avere un certo tipo di ascolto di un certo tipo di suono. Però mi rendo conto che la domanda forse è un po' ingenua, ma cronologicamente è un'esperienza trasversale che si inserisce. Sì, allora uno dei problemi della mia ricerca è perché si sconfina necessariamente verso le scienze e quindi verso i problemi dell'udito, perché lì siamo di fronte a traumi uditivi, a traumi sonori, perché lì c'è proprio un problema di shock sonoro che caratterizza l'esperienza questo certo, quella di trincea nella Prima Guerra Mondiale, poi anche un'esperienza che diventa di massa, eccetera, eccetera. No, io questo aspetto non l'ho mai preso in considerazione. Mi sono interessato e sarebbe importante continuare in questa direzione di un altro fenomeno, fra l'altro in fondo molto nord-est da un certo punto di vista, cioè il fenomeno dell'ascolto dei canti degli alpini. Perché è una cosa che si conosce poco, ma che ci sono gli ufficiali degli alpini durante la Prima Guerra Mondiale che, sentendo cantare i propri soldati, cominciano a raccogliere questi canti. Ovviamente il più famoso, dovreste conoscerlo tutti, è Piero Jaillet. Piero Jaillet sente i suoi alpini che cantano questa cosa e comincia a trascriverli. Col massolo di fiori lo trascrive, no? Anche una cosa, i canti degli alpini mediamente li detestiamo, e forse facciamo anche bene perché sono usati proprio in senso strettamente militare. Jaillet dice canta che ti passa, e se canti magari un po' meno paura del nemico, roba che non è che ci piace tantissimo, però c'è tutta un'attività estremamente ricca e velocissima. Dopo Caporetto si comincia davvero a cercare di tirare sul morale dei soldati anche codificando i loro canti, quindi ascoltiamo i loro canti, li trascriviamo e insegniamo ai soldati a cantarli nel modo giusto, con le voci giuste. Operazione estremamente interessante, politica, però che nasce da un ascolto. Buon Piero Jaillet in fondo stava lì e diceva, beh, sentiamo cosa cantano loro, e lo canto anch'io insieme a loro, così stiamo tutti un po' meglio e li tiro su di morale. Ecco, questo aspetto è quello legato alla guerra che ho conosciuto in Con me con gli alpini. Se andate a vedere questo libro così discusso e così controverso per certi versi, trovate questo impegno. E lui, fra l'altro, cerca anche di recuperare le tradizioni popolari, fa un lavoro etnologico legato anche all'artigianato popolare, quindi c'è una posizione di ascolto di questi intellettuali messi a servizio dell'esercito, ma con intenzioni democratiche nei confronti delle voci dei soldati. Certo, il trauma della guerra invece raccontare, sì, questo diversi anni fa, ovviamente, l'elemento appunto dell'oscurità, quindi il senso della vista che viene meno, ovviamente con tutto poi i significati, però mi sto chiedendo anche dalla Nezza, non sui racconti di guerra di autori che hanno vissuto la guerra, se questa cosa in qualche modo potesse aver concorso. Certo. E lì c'è proprio la dinamica dello shock che implica tutta una serie di considerazioni. Certo, ci sono studiosi di cinema che hanno cercato anche di ragionare in questo campo. Anche sui suoni di ritorno, perché nel trauma poi si ripetono e si risentono dei suoni che sono appunto legati a quell'esperienza. Però interessante, le dice il buio, che
e però il suono, quindi non vedo, ma mi scoppiano le orecchie. Sì. Sì, molto interessante. Bene, allora se non ci sono altre domande, grazie ancora a Paolo e grazie anche a voi e ci vediamo poi settimana prossima. Grazie. Grazie.